Ben ritrovati in diretta, spazio dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana, tema di quest'oggi le malattie oncoematologiche e quindi gli aspetti innovativi nella diagnosi e nella terapia di queste malattie di cui tratteremo oggi. Vi presento subito il mio ospite, in studio con me c'è il dottor Filippo Gherlinzoni, direttore dell'unità operativa complessa di ematologia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno. Buongiorno dottore. Allora iniziamo proprio parlando di malattie oncoematologiche. Sono forme tumorali che colpiscono il sangue, il midollo osseo, i linfonodi. Ci aiuta a fare un po' di chiarezza? Sì, prima di tutto vorrei chiarire cosa sia il midollo osseo, perché spesso si cita a sproposito o si confondono midollo osseo e midollo spinale. Il midollo spinale è un cordone di tessuto nervoso che fa parte del neurasse, che è collegato all'encefalo e decorre all'interno del canale vertebrale, mentre il midollo osseo è un tessuto di consistenza gelatinosa che si trova all'interno di tutte le ossa. Alcune ossa ne sono più ricche, tipo il bacino, tipo le tibie, tipo il cranio, altre meno, e che provvede alla produzione, alla maturazione e quindi alla formazione delle cellule del sangue, quindi globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. È un tessuto ad altissima attività proliferativa. Pensiamo che un uomo di 70 anni ogni giorno rinnova qualcosa come 220 miliardi di globuli rossi, 110 miliardi di globuli bianchi e 100 miliardi di piastrine. Quindi un tessuto, una straordinaria catena di montaggio che porta dalle cellule progenitrici, le cosiddette cellule staminali, emopoietiche, che sono in numero minimo, sono da 0,0005% della popolazione cellulare midollare, che appunto arrivano al prodotto finito, che è appunto il neutrofilo, cioè il globulo bianco, il globulo rosso e le piastrine. Può succedere che a livello di una delle cellule staminali avvenga una trasformazione in senso tumorale, in senso leucemogeno, noi diciamo, e questo determina quindi la rottura di quel magnifico equilibrio proliferativo differenziativo che costituisce l'emopoiesi normale, e si sviluppa quindi una popolazione leucemica, una popolazione cioè di cellule che non sono in grado più di maturare e diventare il prodotto finito, ma che si accumulano come cellule immature nel midollo osseo, nel sangue periferico e talora anche in altri organi come appunto linfonodi, milza, eccetera. Una di queste malattie è la leucemia, non è l'unica però, dottore? No, non è assolutamente l'unica, non è la più frequente. Le più frequenti sono i linfomi di Hodgkin o non Hodgkin, in relazione a questo patologo inglese che per primo le descrisse nella seconda metà dell'Ottocento, e che possono manifestarsi attraverso un ingrossamento di linfonodi, attraverso l'ingrossamento della milza, o possono a loro volta infiltrare il midollo osseo e quindi determinare una riduzione della produzione delle famose le tre linee, cioè bianchi, rossi e piastrine. Poi abbiamo leucemie acute e croniche, mieloidi e linfoidi. Abbiamo un'altra patologia molto importante che è il mieloma, che è una patologia appunto che nasce nel midollo osseo e che è caratterizzata dalla proliferazione di alcune cellule che si chiamano plasmacellule. Non tutta l'ematologia è oncologica, ci sono anche poi diverse malattie, tipo le anemie, tipo le piastrinopenie, tipo le iperferritinemie, che sono fortunatamente non legate a problematiche oncologiche e che vengono trattate con anche lì comunque con specifiche terapie. E certamente insomma seguono un percorso, io credo, diverso. Qual è l'incidenza delle malattie oncoematologiche? Colpiscono maggiormente gli uomini, le donne, a partire da quale età? Allora, le malattie oncoematologiche possono colpire tutte le età. Ovviamente, come tutte le patologie tumorali, sono più frequenti nell'anziano, ma esistono, ahimè, anche esistono dei casi di popolazione pediatrica
che di individui, di bambini che possono essere colpiti da malattie ematologiche, in particolare da uno specifico tipo di leucemia acuta che si chiama leucemia acuta linfoblastica. Ci sono, mediamente possiamo dire che il maschio è lievemente più colpito rispetto alle femmine, che la leucemia più frequente in assoluto è la leucemia linfatica cronica, che colpisce tipicamente l'anziano e che diciamo, ha un'incidenza di circa 50 casi, 100.000 abitanti anno. Tutte le altre patologie sono al di sotto di questi numeri. Sono in aumento, cioè anche le diagnosi, ne riscontrate di più rispetto a un tempo? Si fa sempre riferimento solitamente al periodo pre-Covid, insomma, oppure insomma, non c'è una grande preponderanza e un grande sviluppo negli ultimi anni? Diciamo che essendo una patologia che globalmente, una serie di patologie che globalmente interessano di più l'età avanzata, è chiaro che negli ultimi decenni l'aumento dell'aspettativa di vita ha portato anche ovviamente a vedere un maggior numero di patologie oncoematologiche. Rispetto ad altre situazioni per le quali noi conosciamo la causa dello sviluppo di determinati tumori, fumo e determinati tumori del polmone, asbesto e il mesotelioma della pleura. Per quanto riguarda le malattie oncoematologiche non abbiamo dei rapporti causa-effetto così chiari. Cioè non è evidente insomma quali possono essere le cause? Certo, di molte conoscenze le abbiamo ottenute. Sappiamo che ad esempio le radiazioni ionizzanti sono ad esempio legate allo sviluppo di leucemie acute. Questo ce l'ha insegnato Hiroshima e Nagasaki, ce l'ha insegnato gli incidenti nucleari, ce l'ha insegnato i primi radiologi di un secolo fa che morivano di leucemia. Ecco, quando non c'erano l'aspetto radioprotezionistico che attualmente è presente. Quindi sappiamo che determinate sostanze chimiche, il benzene ad esempio, è una molecola leucemogena. Sappiamo che esistono determinati virus che possono indurre ad esempio lo sviluppo di determinati linfomi. C'è un virus di Epstein-Barr, EBV, che induce lo sviluppo, ad esempio, nella popolazione, è endemico in alcune popolazioni africane, proprio perché inducendo un linfoma che si chiama linfoma di Burkitt. Quindi sappiamo diverse cose, ma fare una prevenzione primaria, cioè una prevenzione che punti a impedire lo sviluppo del tumore, è ancora molto difficile e oltre il 90% delle leucemie acute che vediamo non hanno una chiara dimostrazione di collegamenti con agenti causali. Certo. Come si manifestano? Hanno degli sintomi specifici o dei sintomi che possono essere inizialmente magari anche confusi con altre patologie? È chiaro che dipende dal tipo di patologia. Una leucemia acuta ha un esordio diverso da un mieloma, ad esempio. Diciamo che le leucemie acute, come ho detto in precedenza, essendo espressione della mancata produzione di normali globuli bianchi, di normali rossi, normali piastrine, saranno caratterizzati dalla appunto carenza di normali globuli bianchi, quindi significa avere una possibilità di infezioni e quindi febbri, quindi stati settici, quindi polmoniti, quindi ecco, eventi infettivi. Non produrre globuli rossi significa anemia, quindi significa fiacca, difficoltà a mantenere la concentrazione, a svolgere il proprio lavoro, il proprio studio, eccetera. Non produrre piastrine significa esporsi a un rischio di emorragie.
Quindi per le leucemie è questo. Per quanto riguarda un linfoma può essere semplicemente che facendomi la doccia mi sento e mi tocco, non so, a livello ascellare, a livello del collo e sento qualcosa, un nodulo, qualcosa di strano, e quello può essere un linfonodo ingrossato che può essere il primo segnale. Oppure possono essere delle febbri che non rispondono agli antibiotici, delle febbricole che persistono, oppure un calo di peso non spiegabile. Quindi delle sudorazioni profuse non legate alla situazione meteorologica, atmosferica. Quindi questi sono tutti aspetti che devono essere valutati e giudicati, questo senza creare poi delle preoccupazioni eccessive, che qualsiasi febbre, oddio, c'ho la leucemia, certo. per l'amor di Dio. Non voglio. Infatti ci è arrivata subito una domanda attraverso i social, ci chiedono come interpretare un po' il sintomo della febbre, una febbriciattola quasi costante, chiaramente con questa poca informazione che abbiamo a nostra disposizione. Sui tipi di febbri potremmo parlare fino a stasera. Diciamo che una febbre che persiste nonostante l'adozione di terapie antinfettive, antibiotiche, che si associa a anche manifestazioni emorragiche, o l'epistassi, sangue dal naso, delle petecchie, delle emorragie cutanee, che quindi legata ad esempio io faccio proprio per questa febbre un emocromo e trovo delle alterazioni dei valori appunto dell'emocromo, cioè dei bianchi, dei rossi, delle piastrine. Questo chiaramente è un segnale che bisogna approfondire. Quindi, insomma, meritevole di un'ulteriore indagine. Lei ha nominato l'emocromo e ci chiedono proprio di spiegare che cos'è, che tipo di esame e di indagine è, che cosa va ad individuare, che segnale può dare. L'emocromo è la base dello studio non solo delle malattie ematologiche, ma l'emocromo è l'esame di laboratorio essenziale. Perché? Perché ci dice un sacco di cose. Ci dice, prima di tutto, numericamente quanti sono, ad esempio, i globuli bianchi, quanti sono i rossi. Non tanto i rossi, a noi interessa l'emoglobina. Noi i rossi neanche li guardiamo, noi ematologi, dico, quando leggiamo l'emocromo. È l'emoglobina che è la molecola che si trova all'interno dei globuli rossi e che trasporta l'emoglobina, trasporta l'ossigeno ai tessuti, ricevendo poi in cambio l'anidride carbonica. Oppure quante sono le piastrine, quindi sul piano quantitativo è un'informazione essenziale, ma poi ci dice anche, ad esempio nell'ambito dei globuli bianchi, attraverso la formula leucocitaria, cioè i sottotipi dei globuli bianchi, ci dice appunto se c'è qualcosa che non va, ci sono delle alterazioni, dei rapporti reciproci quantitativi fra i diversi sottotipi di globuli bianchi che sono presenti nella normalità. Ci può dire poi qualitativamente quel globulo bianco, un bravo laboratorista ti segnala che ci sono dei globuli bianchi anormali, atipici, morfologicamente bizzarri, che non vanno bene, e quindi questo deve immediatamente attivare l'ematologo. Quindi ci dice ad esempio se i globuli rossi sono piccoli o grandi, l'MCV, cioè il volume corpuscolare medio, cioè la grandezza dei globuli rossi, che è un segnale di varie possibili patologie. Quindi saper leggere bene l'emocromo è l'ABC di qualsiasi, non dico di qualsiasi ematologo, di qualsiasi medico. Senta, dottore, abbiamo parlato di forme di linfomi che, se non ho capito male, sono insomma le più diffuse tra le malattie oncoematologiche, di mielomi, di leucemia. Sono malattie, le chiedo, che possono avere una progressione anche piuttosto veloce, oppure... Esistono varie situazioni. Esistono, ad esempio, sui giornali si legge qualche volta la tal persona uccisa da una leucemia fulminante, no? E questa è un particolare tipo di leucemia acuta promielociti, cosiddetta,
che, posso dire un aneddoto velocissimo? Certo. Che negli anni 60, primi anni 60, una classica del ciclismo francese, la Parigi Tour, 290 km, era chiamata delle foglie morte perché si faceva in autunno, e un corridore arriva quinto, quindi uno sforzo enorme, e è arrivato quinto. Quindi era in condizioni magnifiche, perfette sul piano fisico. Dopo 48 ore gli compare una febbre, dopo 72 ore le emorragie, dopo 4 giorni ricoverato d'urgenza in ospedale, in coma, emorragia cerebrale, e il corridore è deceduto. Quindi per dire come questo tipo di esistono, che fortunatamente è molto rara, che può svilupparsi in tempi molto rapidi. Adesso però questa è anche la forma nei confronti della quale abbiamo ottenuto risultati straordinari, senza chemioterapia, perché uno dei grandi aspetti del miglioramento dei risultati in ematologia è che cominciamo ad avere un numero sempre maggiore di patologie che possono essere trattate e guarite anche senza chemioterapia, ma con nuove molecole. Quindi questo è un enorme passo avanti, perché le chemioterapie, oltre a portarci dietro effetti collaterali a breve termine, possono anche indurre a lungo termine delle seconde neoplasie, dei secondi tumori. Quindi è un aspetto estremamente importante. E poi però ci sono forme croniche con cui tu puoi convivere per anni con patologie che ti consentono una qualità di vita assolutamente normale. Certamente, insomma, la diagnosi causa paura e preoccupazione, però con le innovazioni che oggi ci sono in campo medico e terapeutico, i pazienti possono vivere una vita, potremmo dire, normale. È vero, cioè la percezione anche, una volta non si pronunciava la parola leucemia, non si osava neanche pronunciarla. Noi stessi medici scrivevamo sindrome linfoproliferativa acuta, sindrome mieloproliferativa acuta, perché adesso direi anche da parte della popolazione è sempre una parola che ti fa saltare sulla seggiola, ma ci si rende conto che ci sono mezzi per poter, se non guarire, comunque conviverci e poter affrontare anche le varie fasi della propria vita. Certo, ne parliamo subito dopo la pubblicità, approfondiamo questo. Ci fermiamo davvero per qualche istante, a tra poco. Rieccoci nuovamente in diretta, torniamo a parlare di malattie oncoematologiche insieme al dottor Filippo Gherlinzoni, direttore dell'unità operativa complessa di ematologia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Quali sono, dottore, gli aspetti più innovativi per quel che riguarda la diagnosi? Quali passi in avanti ha fatto la medicina? Il miglioramento che c'è stato negli ultimi 20 anni. 20 anni fa, diciamo alla fine del secolo scorso, chi si ammalava di una malattia del sangue era nella maggior parte dei casi candidato a morire di quella malattia. Questo è cambiato, è rivoluzionato, c'è stata una rivoluzione in questo senso negli ultimi anni, nelle ultime 2 decadi, e questo si è dovuto allo straordinario sviluppo della ricerca. La ricerca ci ha portato a approfondirci sempre di più nei meccanismi biologici, genetici e molecolari che portano allo sviluppo, a far sì che una cellula normale diventi una cellula tumorale o leucemica. Questo perché c'è stato un investimento sia di menti, di ingegno, sia di ovviamente economico, nella tecnologia che ha consentito di raggiungere la possibilità di studiare la sequenza nucleotidica, cioè la sequenza dei mattoni del DNA o dell'RNA delle cellule del midollo osseo o del sangue, che
presentano delle alterazioni. E questo adesso sappiamo di moltissime patologie del sangue esattamente dove sta la mutazione o il danno cromosomico o la traslocazione cromosomica che innesca il meccanismo diciamo, di trasformazione tumorale. E quindi siamo stati in grado di costruire delle molecole specifiche nei confronti di quella alterazione che porta di solito a una proteina, a un enzima quasi sempre, che è l'induttore, è della trasformazione tumorale. Quindi abbiamo in mano dei farmaci che non sono chemioterapici, ma sono delle molecole che inibiscono specificamente quella determinata molecola che è il prodotto del danno genomico, il danno genetico a monte. Quindi dei farmaci molto specifici, cosiddetti intelligenti. Un bersaglio preciso. La terapia target, così target è il bersaglio, no? È la terapia targettata, cioè una terapia che è proprio specifica per quella determinata patologia, per quel determinato percorso intracellulare che porta alla trasformazione tumorale. Quindi possiamo avere sono di solito degli inibitori di enzimi alla fin fine che possono trovarsi a vari livelli lungo questo percorso alterato e quindi possiamo avere più anche target, più bersagli da colpire, da bloccare, da inibire. Ecco. E questo ha sicuramente aperto la strada a nuove molecole, ha aperto la strada ad esempio la leucemia linfatica cronica che prima ho citato, è attualmente una leucemia che viene trattata unicamente con questi nuovi farmaci, un'altra patologia in cui la chemioterapia è stata abbandonata e quindi è stata abbandonata ottenendo dei risultati altrettanto se non migliori rispetto alle terapie più tradizionali. Certo, quindi grande innovazione sia nell'aspetto della diagnosi e quindi appunto nel diagnosticare queste malattie, ma anche poi nell'andare a cucire una terapia addosso al paziente, no? Quali sono un po' le terapie più innovative, le nuove frontiere di cura, dottore? Sono queste terapie targettate, cioè terapie specifiche, la terapia su misura, anche qui prendendo i termini anglosassoni, tailored, cioè therapy, cioè una terapia fatta dal sarto, su misura, il tailor, oppure sempre l'ultima parola in inglese, from the bench side to the bedside, cioè dal bancone del laboratorio al bedside, al letto del paziente. Quindi c'è stata questa grande accelerazione in questo senso, in queste acquisizioni. Ormai sappiamo di gran parte delle patologie dove poter andare a colpire. È chiaro, a colpire con nuovi farmaci. È chiaro che in medicina non c'è mai il 100% di risultati positivi, ci sono anche queste nuove molecole hanno i loro effetti collaterali, non è che siano assolutamente prive di effetti collaterali, però sono effetti collaterali sicuramente meno devastanti rispetto a certe chemioterapie del passato e quindi possono essere anche meglio tollerate ad esempio dall'anziano. Certo. Quindi quegli anziani per i quali non era possibile praticare determinate forme di chemioterapie possono invece essere trattati con questi nuovi farmaci e questo apre la strada anche al trattamento di fasce di età alle quali in passato era, diciamo, non potevano ottenere dei risultati validi perché venivano ritenuti non meritevoli di trattamento perché troppo soggetti a tossicità. Certo. Senta dottore, vorrei parlare con lei adesso dell'immunoterapia perché è un sistema di cure che davvero ha rivoluzionato la cura di determinate patologie. Penso per esempio
al tumore al polmone, ma non è l'unico. In questo ambito, nel nostro ambito di riferimento di quest'oggi, che cosa possiamo dire sull'immunoterapia? Anche in questo caso ha giovato molto ai pazienti? I risultati veramente per certe patologie straordinariamente buoni ottenuti in campo ematologico sono dovute a due fattori. Uno, la possibilità di fare delle terapie target, come ho detto. L'altra, allo sviluppo dell'immunoterapia. L'immunoterapia significa sostanzialmente dei trattamenti che potenziano il sistema immune dell'individuo. Noi abbiamo un sistema immune estremamente complesso che non ci protegge solo dai batteri, dai virus, dai microrganismi, ma serve anche a eliminare le cellule che il sistema immune riconosce come estranee e riconosce come alterate. E quindi le cellule tumorali sono poi un avversario estremamente furbo, perché ad esempio mettono in atto dei meccanismi che sono estremamente complessi, che vengono, come dire, a congelare, a anestetizzare il sistema immune della persona. Quindi fanno sì che il sistema immune mette il freno a mano e non riesce a agire come dovrebbe. Ecco, ci sono stati ad esempio sono stati costruiti degli anticorpi monoclonali che riescono a staccare il freno a mano messo sul sistema immune e ridanno al sistema immune dell'individuo la possibilità di agire in maniera efficace contro le cellule tumorali. Questo è un esempio. Ci sono gli anticorpi monoclonali, cioè degli anticorpi che sono specificamente diretti verso un antigene, cioè una molecola della membrana delle cellule tumorali, si attaccano a questa membrana e nell'attaccarsi inducono delle reazioni che portano alla morte di questa cellula. Ci sono gli immunomodulanti, cioè delle molecole che modulano l'attività del sistema immune, anche qui ne stimolano la capacità a livello del microambiente, del midollo osseo ad esempio, a attivarsi contro le cellule tumorali. Quindi una di queste ad esempio è la lenalidomide nel mieloma multiplo, una molecola che ha dato dei risultati meravigliosi. Ecco, quindi esistono, e poi esiste soprattutto un'immunoterapia cellulare che è la famosa CAR-T, di cui penso molti abbiano sentito nominare, se ne è parlato a lungo sui giornali, in TV, eccetera, e cioè la possibilità di armare, potenziare i linfociti, cioè le principali cellule del sistema immune dell'individuo, attraverso un complesso sistema viene chiamato ingegnerizzazione cellulare, cioè i linfociti vengono costruiti in modo tale da esporre sulla loro superficie un recettore che va a legarsi alla molecola situata sulla membrana della cellula tumorale, del linfoma o della leucemia, in modo tale da determinarne l'apoptosi, cioè la morte cellulare. E con questi CAR-T che si sono ottenuti dei risultati assolutamente che non erano ipotizzabili fino appunto a 5-6 anni fa, ad esempio in determinati tipi di linfomi aggressivi in cui il paziente non aveva più nulla da fare e che invece facendo i CAR-T in oltre il 50% dei casi è riuscito a raggiungere anche una guarigione definitiva. E quindi insomma si sono anche con queste terapie raggiunti dei risultati importanti. Lei ha parlato di sistema immunitario.
immunitario. Le leggo questa domanda che ci è arrivata perché tratta proprio di questo. Ci scrive una telespettatrice che ci dice appunto che queste malattie, e lei ne ha una, non specifica quale, compromettono il sistema immunitario e le è stato consigliato per esempio di non frequentare posti eccessivamente affollati. Ci chiede un consiglio ovviamente per quello che possiamo, per l'indicazione che possiamo dare con queste pochissime informazioni che abbiamo. Dipende ovviamente dal grado di severità dell'immunocompromissione, dell'immunodeficienza della signora che ha chiamato. Esistono dei mezzi per cercare di ridurre anche questo stato di immunodeficienza, ad esempio la somministrazione di immunoglobuline, di anticorpi endovena o sottocute nel paziente che sia severamente ipogamma-globulinemico, cioè abbia poche gamma-globuline. Esistono una profilassi farmacologica, ad esempio il paziente immunocompromesso sviluppa delle infezioni in maniera frequente, e fra queste una delle più frequenti è il famoso fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster, e quindi si tratta di pazienti che possono essere profilassati con farmaci anti-herpes, antivirali e quindi ridurre la possibilità di sviluppare questo tipo di infezioni. Certamente pensare di forse evitare, se si è severamente immunocompromessi, determinate attività che ti mettono a contatto con molte persone, certo, come i posti molto affollati, molto affollati, è un'adozione di una misura forse consigliata, indicata. Senta dottore, abbiamo parlato dei benefici, insomma comunque dei grandi risultati che si sono ottenuti, che si ottengono con l'immunoterapia. Un'altra terapia importante è il trapianto di midollo osseo allogenico, che è una procedura in alcuni casi anche salvavita. Sì. Quale può essere il ruolo di questa procedura, quindi del trapianto di midollo osseo allogenico? Che poi è una forma di immunoterapia. Tra l'altro, cioè si tratta sostanzialmente di sostituire il midollo osseo del paziente con un midollo osseo sicuramente sano, proveniente da un donatore familiare o anche un donatore non familiare, un donatore cosiddetto da registro. Sapete che ci sono i registri dei donatori di midollo osseo, e quindi tra l'altro ne approfitto per invitare i giovani a iscriversi a questo registro. Basta andare al centro trasfusionale di Cafoncello e fare un prelievo e si può entrare in questo registro, che ti dà la possibilità di effettivamente con una procedura estremamente semplice, e cioè la raccolta delle cellule staminali dal sangue periferico, quindi una cosiddetta aferesi, cioè si prende il sangue del paziente e se ne raccoglie le cellule staminali. Ecco, dicevo, la possibilità di salvare delle vite umane, perché ci sono certe situazioni in cui con le terapie migliori, dalle vecchie chemioterapie alle terapie più nuove, innovative, di cui abbiamo parlato, non c'è spazio per ulteriori miglioramenti, per ulteriori possibilità di venirne fuori. E in quel caso l'unica possibilità è il trapianto di midollo osseo, che consiste appunto nel poter sostituire un midollo malato con un midollo sano, compatibile, perché contrariamente ad altri trapianti d'organo, cioè non è che con il trapianto di cuore hai bisogno di un donatore compatibile.
parlo compatibile sul piano genetico, sul piano soprattutto immunologico, mentre essendo le cellule che il donatore dona anche delle cellule immunocompetenti, queste devono essere estremamente affini al sistema immune del ricevente, perché altrimenti possono innescare delle reazioni immunologiche che possono compromettere. Ed ecco insomma l'importanza di rendersi disponibili, no, alla donazione. Abbiamo una telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, sono Vilma, parlo da San Zenone degli Ezelini. Buongiorno Vilma, prego, ci dica pure. Ecco, io stavo seguendo la trasmissione e ho sentito che il professore diceva del fuoco di Sant'Antonio. Io l'ho preso 8 volte e volevo sentire, perché tutti i medici o da chi sono andata eccetera dicono che ho le difese molto basse, e per quello adesso io il 15 di novembre ho fatto il vaccino, la seconda dose. Sono stata un male tremendo. Ecco, tanto è vero che mi sono gonfiata tutto il braccio e avevo proprio i dolori del fuoco di Sant'Antonio, perché ormai, avendo avuto tante volte, capisco che i dolori sono quelli, ecco. E ancora adesso, che più di un mese, il braccio mi fa ancora male. Chiaro, abbiamo capito. Perfetto, Vilma, abbiamo capito, ecco. Sì. Sicuramente la vaccinazione, mi permetto di anticipare, che è chiaramente positiva, soprattutto per questa patologia. Poi il caso specifico, chiaramente con le poche informazioni che abbiamo. Sicuramente la signora sarà stata studiata, analizzata in relazione alle sue capacità di montare una risposta immune. Chiaramente le vaccinazioni in rari casi possono anche dare questo tipo di problema, ma considerando la estrema diffusione di una infezione come l'infezione da herpes zoster, fuoco di Sant'Antonio, la vaccinazione è assolutamente, ci fa fare un salto in avanti molto importante, ed è consigliata a pazienti appunto immunocompromessi o pazienti diciamo di età avanzata. Certo. Senta dottore, tornando a parlare del trapianto di midollo osseo allogenico, è stato accreditato all'ospedale di Treviso il nuovo centro che insomma si occuperà proprio di questo. Da gennaio inizieranno i primi trapianti, ne verranno effettuati tra i 30 e i 40 all'anno, quindi un riconoscimento davvero importante questo. Siete pronti insomma perché a gennaio si parte con l'attività di trapianti? Sì, è un traguardo molto importante per Treviso e anche direi per tutta la Marca trevigiana, perché sarà al momento l'unico centro trapianti del territorio trevigiano. È stata un percorso estremamente difficile e lungo, perché il Centro Nazionale Trapianti e il centro regionale trapianti impongono dei requisiti molto severi per poter iniziare l'attività di trapianto. Abbiamo ricevuto appunto la visita degli ispettori che ci hanno dato l'ok. E quindi potremo cominciare con i primi casi nel prossimo gennaio. Sicuramente è per la popolazione trevigiana e della Marca trevigiana è credo un grande momento anche di sicurezza, di poter essere seguiti in tutto il proprio percorso presso l'ospedale dove tu sei stato seguito, visto e preso in carico fin dall'inizio. Tutto questo con un'equipe, dottore, altamente specializzata, no? Che permette di prendere in carico i pazienti del territorio, ma non solo. Sì, questo il direttore del programma trapianti è la dottoressa Marta Stanzani, che viene dall'Università di Bologna. Ci sono dei medici che saranno dedicati specificamente a questa attività.
e abbiamo anche una ciliegina sulla torta, la possibilità di avere diciamo un tutoraggio, cioè una delle maggiori personalità in campo trapiantologico, direi a livello internazionale, il professor Rondelli dell'Università di Chicago, che grazie al quale, per questioni di vecchia amicizia, sarà a nostra disposizione per qualsiasi tipo di problematica, per qualsiasi tipo di suggerimenti, di consigli che ci vorrà dare. Quindi avremo anche quindi la benedizione anche di uno dei più grandi, dei più importanti trapiantologi, diciamo, a livello mondiale. Quindi speriamo di partire col piede giusto, e soprattutto possiamo dare al paziente appunto trevigiano, impedire che il paziente trevigiano debba nel corso del suo percorso, se ha bisogno del trapianto, dover emigrare, dover andare in altri centri come ha fatto fino adesso. Certo. Senta dottore, abbiamo parlato delle grandi innovazioni in campo appunto delle malattie oncoematologiche, abbiamo parlato di aspetti innovativi nella diagnosi, nelle terapie come appunto l'immunoterapia, il trapianto di midollo osseo allogenico. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Quale sarà il futuro dell'ematologia? Quale sarà il futuro della ricerca e del trattamento di queste patologie? Sarà sempre di più entrare proprio nel cuore del problema della cancerogenesi o della leucemogenesi, come vogliamo chiamarla, cioè avremo sempre di più la possibilità di indagare il genoma, di indagare con delle apparecchiature che qualche anno fa costavano delle cifre iperboliche e che attualmente sono invece molto più abbordabili. Abbiamo capire i CAR-T, cioè questi linfociti potenziati, questi armati che già stanno dando dei risultati in alcune patologie estremamente varie, se potremo estenderle a tutte le patologie ematologiche e a permettere di ottenere dei risultati ancora migliori con minore tossicità, perché le CAR-T, prima ho dimenticato poi di segnalarlo, possono associarsi anche a delle tossicità estremamente importanti, estremamente anche severe. Ecco, la ricerca è fondamentale, non sono parole così, non sono solo parole, ma la ricerca veramente ci porterà. Io sono ottimista, nel senso che se in 20 anni abbiamo fatto questi passi avanti, io penso che nei prossimi 20 anni, con la sempre maggiore impegno di ricercatori, con anche il ruolo anche delle aziende universitarie, il ruolo anche degli ospedali, perché anche noi nel nostro piccolo partecipiamo a studi di ricerca nazionali, internazionali, con l'impegno delle aziende farmaceutiche. Io credo che potremo arrivare veramente a quello che abbiamo ottenuto al momento in poche malattie, al momento lo potremo estendere a gran parte delle malattie ematologiche. Certo. Dottore, il tempo a nostra disposizione è concluso. Io vi do notizia soltanto di un grave fatto di cronaca che si è verificato, ed è la notizia di un femminicidio a Riese Pio X, dove una giovane donna sui 27 anni è stata uccisa a coltellate e si cerca il compagno. Andremo subito dopo alle 14:30, tra pochissimo, in edizione straordinaria con tutti gli aggiornamenti di questo grave fatto di cronaca. Ve lo ripeto, un femminicidio a Riese Pio X, dove una giovane donna è stata uccisa a coltellate e si sta cercando il compagno.
Io ringrazio il dottor Filippo Gherlinzoni, direttore dell'unità operativa complessa di ematologia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, insomma, di averci raccontato, come abbiamo ampiamente detto, le malattie oncoematologiche e i grandi passi in avanti fatti dalla medicina e dalla ricerca. Grazie dottore, grazie per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti su questo grave fatto di cronaca, questo femminicidio, lo ripeto, a Riese Pio X. A tra poco, rimanete con noi.